love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy. Piccolo aggiornamento sul generatore. Che bello! Stiamo guadagnando 18,7,8,9 ampere ora. Dopo l'inverno che c'è stato sono tantissimi. Abbiamo fatto Ivano. Ivano ha smontato questo riduttore di pressione, è stato aperto, cazzo, la membrana sembra buona, ad ogni modo è stato ripulito, è stato rifatta un po' una sigillatura migliore dopo aver pulito i bordi, ok, di dove va attaccato il bordo della membrana alla parte metallica. Nel fare si è rotto un attacco dell'elettrovalvola, che è un pezzo da poco, lui ne ha uno nuovo, e comunque sarebbe stata da cambiare. Forse il problema magari era anche quello che una volta uno mi aveva detto guarda, non la sento aprirsi, però anche aprendola non parte, non so, un po' di casini. Fatto sta che mi sento quasi sollevato, nel senso che lui l'ha vista, l'ha controllata, questo regolatore di pressione, ha detto cazzo, è a posto, funziona, la membrana è buona, diciamo, no? Quindi quello era il pezzo più costoso in teoria, è quello che la Telecom mi avrebbe fatto a 900 euro, quindi ci ritroviamo alle 2 e ti tengo aggiornati. Fioi, volevo spiegarla bene questa cosa, fare un video quasi dedicato. L'anticipo velocemente nel telefonino visto l'avanzarsi della situazione. Allora, mi avrete sentito ogni tanto dire con magari anche un po' di, tra virgolette, rabbia, il termine negri, te la voglio sintetizzare al massimo. Mi sono accorto giustamente di aver sbagliato a essermi espresso così, in quanto ci sono persone di colore che sono persone. E poi ci sono i negri. I negri cosa sono? Sono quegli esseri inutili che stuprano, rubano, rapinano, spacciano, hai capito? L'errore mio è stato quello di dire negri così con leggerezza, perché vivo in delle zone dove la gente di colore che lavora è veramente una parte praticamente inesistente, ok? È vero anche però che ci sono zone dove c'è molta gente di colore, non negri, che lavorano, hanno il loro lavoro, che siano in nero, che siano in regola, non c'entra, non fanno del male a nessuno, lavorano nei campi, nelle fabbrichette e via discorrendo, nelle strade, eccetera. Ok, quella è gente come noi, rispettabilissima. Quindi ci tenevo a precisare che quando dico negri, intendo i negri di merda, cioè no la gente di colore. Tu dici, ma non ha senso quello che dici? No, da noi devi capire che in base a determinate zone d'Italia i dialetti o comunque anche l'interpretazione del linguaggio varia, ok? Una parola può voler dire così in un posto e può assumere tutt'altro significato da un altro. Mi ricordo una volta dissi contadinotto e qualcuno se l'ha prese perché pensava fosse riferito agli agricoltori. No, da noi non c'entra assolutamente nulla con l'agricoltura, il termine, l'aggettivo contadinotto o contadino da dargli a qualcuno, assolutamente no. Un po' come dire la topa, che è la vagina, non c'entra nulla con il ratto, hai capito? Nonostante la parola sia sempre quella. Quindi bene, ho chiarito il significato di negri, perché continuerò ad usarlo che nei coglioni pieni, anzi tutti noi ne abbiamo i coglioni pieni. Poi ovviamente magari viene fuori quello dal remoto paesino della Toscana o della montagna e dice ma perché ce l'avete su con loro? Certo, tu non ce li hai questi, tu hai le biciclette slegate e la porta di casa aperta, tu puoi uscire alla notte tranquillo senza che nessuno ti pianti un coltello o ti scopi la moglie o la figlia, hai capito? E noi no, noi abbiamo i negri. È un po' quello che voleva far intendere Vittorio Feltri, solo che non l'ha spiegata correttamente, non è che non l'ha spiegata, ma non l'ha spiegata proprio. E lui disse, sono negri, come devo chiamarli? I negri sono negri, con questo tono un po' giustamente di disprezzo, perché è un disprezzo che nasce da tante cose che questi qui hanno fatto, capito? Non è razzismo, invece, ecco, il razzismo quello sbagliato cos'è? È un disprezzo nato dal nulla, ossia solo perché tu sei di colore allora ti odio. No, noi odiamo la maggior parte di loro, ossia quelli che delinquono, ok? Ovvio che sappiamo che un 5%, 10% di loro è onesto, non ruba, non ti truffa, non ti rapina e via discorrendo, certo, ma non è che possiamo prenderla in culo per non parlare male di una minoranza, cioè, capito? Non possiamo distruggere un paese
per paura di offendere una minoranza di una razza. No, no. Allora, grande Ivano, ho ancora da realizzare. Comunque lì era l'elettrovalvola, diciamo, stanca, i due fusibili, adesso funziona tutto alla perfezione, il generatore parte al primo colpo. Devo ancora realizzare. Pensa se non trovo lui, che è uno di quelli che si impunta nelle cose a vedere cos'altro può essere, a indagare, eccetera. Si sarebbe acquistato per 900 euro l'altro riduttore di pressione per poi scoprire che non era quello e buttar via così 900 euro. Ah, 1,2 kW di carica, 93 Ah. 94. Vabbè, bello o non bello. Ciao, questo è il mio ufficio. No, mi sono salite delle urgenze, o meglio urgenze. Quella cosa, il lavoro dovrebbe essere quasi sempre un'urgenza, nel senso, qualcuno ti chiede una cosa, stai guidando, però poi ti fermi e vedi di rispondergli, insomma, ecco, così ti sei preso già il cliente. Non mi sembra vero che è tornato il generatore. Per questo motivo ora lo accenderò. Ecco, è importante, siccome il generatore è comunque un motore, accenderlo ogni tanto anche se non ti serve. Questo non sto scendendo nei dettagli, ma serve per non avere tante rotture. Tac, partito immediatamente, pazzesco. Vabbè, le batterie erano anche quasi piene. Ora vado qua nell'oscurità a catare il mio pulsantino segreto, tac, quale mi consente di caricare a 80 Ah. Quello che tu leggi, il più 77, è quello che sto guadagnando, ossia i ricavi meno i consumi. Questo tipo è un consumo. Domani ti porto velocemente in GoPro a rifare come ogni anno la discesa degli slittini di Vipiteno, che ricordo è una discesa di 10 km, c'è un'intera strada con i tornantini, le curve, tutto chiusa per gli slittini, e c'è questa funivia che ti riporta su di continuo. Io l'ultima volta ho fatto 8 giri, che significa 80 km di discesa. Quest'anno ci saranno anche amici nuovi, quindi non credo di puntare al 100, però il prossimo anno ancora sì. Gravità grave, minaccia significativa per la vita o la proprietà. Boia qua. E ora mica non sono una. Allora qua, 3P meteo. Sì, no, non muore nessuno. Voglio dire, forse arriva la pioggia a scavazione, allerte meteo presenti, anche qui sì. Vento, raffica 38,6 nodi. E quanti sono 38,6 nodi? Quanti chilometri orari è il vento a 38,6 nodi? Adesso capisco i nodi, perché siccome è tanto vento io tutti ingroppai. Per convertire i nodi in chilometri basta moltiplicarli, vabbè. 72 km orari, ok, non è poco. Beh, mi stanno allenando per il viaggio in Scozia qua, tra vento e piove. Quindi è un'app che consigliano ovunque per la consultazione dei venti. Anche qui è espresso in nodi, però voglio immaginare che ora si può cambiare. Decisamente è veramente un'app ben fatta. Diciamo che leggevo è usata moltissimo dagli escursionisti, ma soprattutto da chi fa sport tipo deltaplani, windsurf e via discorrendo. Opprimi, cazzo, il potere del camper. Dai, via. Primo giro, cazzo, è nuova, qua ci stiamo tirando bene. Ecco che inizia la battaglia contro Marco. È una cosa personale, per tutte le volte che mi sorpassa in moto adesso l'ho lasciato andare avanti solo per il gusto di strisciarlo. Ce la facciamo. Cazzo, va storto il mio slittino, maledetto. Mi sta prendendo velocità, vuole la guerra allora. Allora vuole la guerra. Cazzo, dillo, non lo sapevo. Cazzo, se non le dici le robe che vuoi la guerra, ce la faremo. Ma cacaro, devo studiarla bene. Dio, interna, no, esterna. E le stelle, mi taglia la strada sto cancaro. Eccolo. Dio. Beh, tornante a sinistra, ok. La faccia del giro di riscaldamento. Qualcuno di nome Thomas ha lanciato la sfida, bene, dai. E ha pronto la palla di neve, cancaro! E che se io la raccolgo adesso perdo velocità. Vai, vedi.
Via, 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 stavo tosta, via. Vai! È anche rilassantissimo, non serve necessariamente fare rimone, te lo dico ogni anno. Volevo far presente che oggi è sabato e siamo a febbraio, che è il miglior periodo per andare negli slittini, questo per un discorso di neve. Noi abbiamo iniziato alle 8:30, cioè eravamo lì pronti per l'apertura e siamo solo noi, cioè per il momento la pista è solo nostra, non c'è nessun altro, zero slittini, perché su sfida con... Bellissimo, nevica anche, un alburone, è sempre una figonata pazzesca. Qua della patta sì, bella 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 bella, è che le battaglie sono sempre toste e c'è sempre tanta neve da mangiare. Via di culo, vai Gazzalo. Non far cose strane, amore, che c'è gente, no? Dai, cazzo! No, sei bravo comunque, so che ti aspetto. Vedi che butto via di culo, così frena, vedi, così. Prova, metti la mano destra dietro. Caro, ma sono felice che ha potuto andare anche lui nello slittino, perché gli altri anni dovevamo portarlo noi. Almeno così guida un po', si diverte. Pensa che è la prima volta di Giacomino, che pista, è la prima volta che vado da solo. Bravo, bravissimo, corri come i grandi, bravo. No, cancaro come i grandi. Ecco, tocca fare garanga con Giacomo adesso. Accidenti, bene. Vai Dele, vai Giacomo. Ma no, in curva, si ferma in curva. Ora anche nevica. Adesso giustamente si è riempito, inizia a riempirsi. È meglio, così si ricarica la pista in teoria, no? In teoria sì. Ciao, ci vorrebbero degli occhiali. Ciao Roberto. Ciao Le. Bene. Casa. Hai detto interno. Da qua, no, stai del tuo. Dai, cancaro anche lui. Cazzo. sei turcolato. Era apertissima. Ok, adesso il tornantone. Qua mi frega sempre sul tornantone, io perdo velocità, quindi larga così. Il trucco negli slittini è che devi metterti all'ingrasso, perché più pesi più prendi velocità. Lo slittino difettoso. Adesso Marco ha dato il suo, effettivamente corre un botto di più. Non vedo niente. Vabbè, ti do le chiavi. Sai che loro vanno al bar? Dentro mi fermo, esatto, già con quello scende lo guardi tutto. Sì, più o meno sì. Ultimo giro, come sempre è una tappa consigliatissima, che anche adesso si va a fare le battaglie. Oh, non si vede più niente. This is Bombardino, non chiedetemi cos'è. Ma in tedesco dillo Das ist. Das ist was grosso spiega. Mirko e Maria che in raggiunto. E con questo abbiamo fatto 80 km, quindi 8 giri. Adesso vai un po' più piano perché c'è la neve fresca. Quanti salti! Continuiamo La nostra avventura. Let 'em see